Un documento interno datato 2012, si badi bene, riservato alla Banca Popolare di Vicenza, confermerebbe che tutte le filiali erano al corrente del valore in caduta libera delle azioni. Si tratta di una lettera inviata in forma anonima alla sede di San Zeno di Cassola dell'Unione Consumatori del Veneto, indirizzata in tempi non sospetti all'ex direttore generale dell'Istituto di Credito, in cui compare una serie di diffide alla banca, diffide mai rispettate. E la conferma le oltre 200 denunce sul tavolo dell'Unione Consumatori di correntisti che hanno perso tutti i loro risparmi investiti nelle famose azioni. Si evince che la banca aveva dato a disposizione ai propri funzionari di promuovere la vendita di azioni proprie. Sappiamo che la promozione della vendita di azioni proprie non è possibile. Sembrerebbe che fossero stati previsti dei bonus ai funzionari in base alle azioni che riuscivano a vendere. Ed infine risulta da questo documento che la banca accordava, elargiva prestiti per l'acquisto delle azioni proprie. Anche questo sappiamo che è vietato per legge. C'è da valutare la responsabilità dei funzionari della banca. Ora l'Unione dei Consumatori ha intrapreso un'azione penale collettiva. Abbiamo segnalato questo al Procuratore della Repubblica, abbiamo segnalato ai PM che sono incaricati dell'indagine e abbiamo chiesto che venga valutato anche l'aspetto penale della vicenda, non solo da parte dei vertici della banca ma anche da parte dei funzionari degli sportelli. E le ipotesi di reato sono ben chiare. A nostro avviso sono reato di truffa perché queste azioni sono state proposte come azioni sicure, come un investimento sicuro, mentre sicuro non era, se non altro per il fatto che erano illiquide e quindi non potevano essere poi rivendute al momento del bisogno. E il reato di estorsione perché molti azionisti sono stati costretti ad acquistare azioni nel momento in cui andavano a chiedere dei finanziamenti.